uno per tutti, tutti per uno. Nel senso che è importante darsi da fare per se stessi, ma è altrettanto importante avere una squadra dietro che ti dà supporto. Dai tutto a te stesso per degli obiettivi che vuoi raggiungere, però ricordati che essere assieme a delle persone ti aiuterà. Una regione, un'ora di tempo, un imprenditore per scoprire i segreti del successo imprenditoriale. Questa è La Rosa dei Veneti. Oh qua, benvenuti di nuovo in una puntata del podcast della Rosa dei Veneti, puntata che riprendiamo dopo un piccolo periodo di pausa qui nella casa di Accademia del Valore. Ogni volta dico sono qui con un amico, ma stavolta è vero, Ma stavolta è vero perché non si può dire, però noi abbiamo fotografie da giovani compromettenti. Esatto, compromettenti. Roberto Agirmo, presidente del Network Info Vacanze, dopo 30 anni ci vediamo e ti vedo sull'intervista, anche perché sei sempre preso, non hai mai tempo, a parte che tutti quelli che intervistano non hanno mai tempo. Se siamo imprenditori ci sarà un motivo. Imprenditori che sarà un motivo, porca loca. Allora Roberto, intanto grazie di essere qua, grazie di essere qui con noi a portare un po' di testimonianza di questa imprenditoria veneta. Tra l'altro tu sei particolarmente attivo sul mondo veneto e quindi siamo in casa dell'imprenditore veneto, quindi noi qua facciamo i corsi anche in dialetto ogni tanto, quindi che diciamo che sei esemona, che io disemo, tra virgolette. Ora permettimi, saluto tutti con viva San Marco, cioè a sto punto. Esatto, saluta tutti, assolutamente. Roby, allora, intanto di ruolo diciamo un po' cosa fai tu, cosa fa la tua azienda, che così entriamo nel contesto. Ho detto Infovacanze, uno potrebbe intuire che non fate espresse Sami, ma allora quante ore hai? E io ti sparerò. Abbiamo un'oretta, no dai. Allora dai, velocissimamente. Di base il nostro core business, ho già detto grazie a tutti e ciao a tutti da San Marco. Comunque detto questo, allora noi di base siamo un network franchising, quindi apriamo, il nostro core business è aprire agenzie viaggi in tutta Italia. Anche se detta così vuol dire tanto e vuol dire poco, perché la maggior parte delle persone quando pensano all'agenzia viaggi immaginano la canonica agenzia dove apri la porta, buongiorno, voglio andare in vacanza a Sharm. Bene, questo è soltanto uno dei dettagli. Diciamo che aprire un'agenzia viaggi con noi vuol dire aprire in un mondo dove il turismo è a 360 gradi. Si parla di turismo esperienziale, si parla di turismo di prossimità, si parla di scoperta dei territori. Quindi chi apre con noi un'agenzia viaggi non si limita a fare quello che è l'agenzia viaggi di 15-20 anni fa, anche perché questo modello di business nell'arco dei prossimi 10 anni andrà a cambiare in modo radicale, anzi forse meno di 10 anni. Sì, sta facendo sempre più in accelerata. Quindi diciamo siete dei facilitatori per chi vuole fare l'agente di occuparsi di come agenzia di viaggi a farlo meglio, a farlo bene, a farlo in modo più profittevole. Sì, oltre a questo diciamo che noi siamo più che altro un network che dà un'opportunità di sviluppo a coloro i quali o hanno già delle interazioni nell'ambito turistico che possono essere a 360 gradi da semplicemente persone che magari hanno abbozzato l'idea, sia anche di quelli che vogliono aprire da zero un'agenzia viaggi. Gli diamo formazione, gli diamo sistemi, gli diamo opportunità, anche se dico sempre a tutti quando facciamo i corsi di formazione ricordatevi che gli autori del successo siete voi. Quindi chiaramente questo è un bel approccio, perché poi comunque noi possiamo aiutare solo chi vuole essere aiutato, chi vuole mettersi in doco, chi vuole essere perché se bastasse pagare per avere un risultato devi anche fare un po' di sbattimento, devi anche lavorarci sopra. Guarda, noi abbiamo due motti che ci contraddistinguono. Uno è memento audere semper, che vuol dire sostanzialmente ricordi di usare sempre. Però questo lo accompagniamo con più che un detto, una frase di Alexandre Dumas, ovvero sia uno per tutti, tutti per uno. Nel senso che è importante darsi da fare
per se stessi, ma è altrettanto importante avere una squadra dietro che ti dà supporto. Infatti voi siete la squadra dietro che dà supporto, ma di fatto anche la rete diventa una squadra che si dà supporto. Quello che mi raccontavi Assolutamente è sì. che facilitate, favorite anche lo scambio dei servizi tra i vostri affiliati. Diciamo che su una rete di oltre 100 agenzie viaggi il 70% delle agenzie sono dei piccoli tour operator, quindi creano prodotto. Il nostro ruolo, tra altre cose, è quello di mettere in sinergia queste operatività al fine che queste possano per l'appunto interagire e creare lavoro tra di loro. Io dico sempre, cerchiamo di fare in modo che a livello di business la farina rimanga all'interno del nostro mulino, quando il mulino siamo noi e la rete. Figo. Ascolta, quanti anni ha ormai questo progetto? Siamo partiti il 14 febbraio del 1999, quindi sono oltre 25 anni. 25 anni, sempre. Si vede dall'età. Siamo diversamente giovani, come dire. Qualcuno mi ha detto dovreste chiamarvi i lupi grigi perché siete grigi qua e siete un po' della generazione dei lupi. Ti dirò, io dico sempre che ho 18 anni portati malissimo. Esatto. Ascolta, storia, quindi 25 anni, io faccio sempre questa domanda, un po' la so la risposta perché un po' ci conosciamo dagli albori. Come cacchio ti è venuto in mente di fare l'imprenditore? Ma guarda, ti dico la verità, sono da sempre uno spirito libero. Non ho mai sopportato in nessuna situazione avere qualcuno che mi desse dei comandi, quindi l'unica alternativa era quella di poter fare le cose da me. Ma non hai neanche una moglie allora? Bravo. Diciamo che la fortuna vuole che ho trovato una moglie con la quale ho moltissima non competizione, stavo per dire competizione ed è sbagliato, in realtà sinergia operativa. Diciamo che lei mi sopporta molto. Sopporta e supporta. Entrambe le cose, ma il sopportare tanto. Ok, non è facile insomma avere a che fare con noi spesso. No. Quando ci sono i grandi leader non è facile. Quindi, però devo dire una cosa, senza di lei i successi che ho avuto non li avrei ottenuti. È sicuro, è sempre così. E come tu stavi dicendo che una delle cose principali della tua vita, infatti di solito sono 3 gli aspetti che uno fa l'imprenditore. Uno, diciamo, è quello che non gli piace che nessuno gli comandi, no? Che gli dica quello che deve fare, quindi la libertà in qualche modo. Un altro è un fattore che io sto vedendo nelle interviste. Un altro è che comunque magari voglio guadagnare, vorrei avere un livello di vita un po' migliore della media, non c'è niente di male in questo. E un altro aspetto è che ho magari un progetto, ho un sogno, voglio creare qualcosa di diverso. Spesso sono un mix di queste cose qua. Li posso modificare? Dimmi tu. Allora, certo, è quello il bello. Il primo che hai detto è stato non voglio nessuno che mi comandi. Esatto. Però è altrettanto vero che io sono uno di quelli che cerca di recepire informazioni anche dall'ultimo arrivato. Quindi è pur vero che tendenzialmente si fa quello che dico io, ma è altrettanto vero che ho una grande capacità di condivisione delle idee altrui. Quindi cerco di trovare dagli altri spunti per sviluppare e gli do il merito. Diciamo che ascolti moltissimo. E se non sono proprio stronzate... Esattamente. La seconda cosa che hai detto è, ripetimela. Guadagnare magari un po' meglio Allora, sì, io non mi posso considerare assolutamente ricco, sto decorosamente bene, ma ti dico la verità, a me piace talmente tanto il mio lavoro che la soddisfazione della crescita non è legata al profitto. Quindi quanto alla crescita stessa. C'è più il sogno, c'è più il progetto. Esatto. L'ultima cosa che hai detto, era questo, il sogno, il progetto. Sì, a livello di progetti diciamo che io sono uno che non sta molto nel mio mondo, perché stare troppo nel mio mondo ti crea una linearità troppo basica, cioè nel senso, quando tutti fanno le stesse cose tendenzialmente tendi a fare le stesse cose. Io preferisco stare abbastanza isolato nel mio di mondo, perché da questo riesco ad avere una visione diversa rispetto a quello quindi che ti fai contaminare, cerchi la contaminazione anche da altre parti, insomma. No, al contrario, sì, nel senso cerco la contaminazione ma da ambienti che non siano i miei, esatto. Non dal tuo, del viaggi, perché potremmo riprodurre cluster già visti. Assolutamente.
tornando a come sei diventato imprenditore, ma comunque sei cresciuto in una famiglia Sì, dei questo è imprenditori. indubbiamente vero. È indubbiamente vero. Quindi ti hanno dato i valori di questa imprenditoria. Il papà e la mamma che tu hai conosciuto. Esatto, per quello ok, dico, sapevo un po'. Esatto. Di base io parto dal presupposto che mio papà è partito a fare di tutto, poi è passato a fare il postino, ha mollato un lavoro sicuro con un reddito sicuro per fare l'imprenditore, e questo evidentemente me l'ha trasmesso nel DNA. Mia mamma l'ha seguito a ruota, e quindi anche questo evidentemente fa parte del DNA familiare. E fortunatamente ho trovato, come ti dicevo prima, una compagna che la vede nel suo modo, nel senso che mi appoggia in quelle che sono anche delle volte delle assurde. Tu pensa che quando ho aperto la prima agenzia ho fatto un investimento e stavo aspettando il primo figlio, non avevo paracadute alle spalle, ma ci ho provato lo stesso. Sei buttato. Sì, quindi diciamo che hai aperto la prima agenzia rischiando tutto e non avevi nulla alle spalle, con un figlio che doveva nascere. Esattamente. Quindi alla fine, quando un cluster comune che vediamo degli imprenditori che sono qua in casa, quando c'è un'idea in testa comunque ci si butta a capofitto. Hai preso qualche tramvata? Una quantità inenarrabile di tramvate. Però è dalle tramvate che si impara, no? Ci si assesta, ci si rimette in carreggiata. Devo essere sincero, a livello storico aziendale in 25 anni ho avuto alti, bassi, alti, bassi, 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 alti, bassi, bassi, alti. L'essenziale è riuscire ad avere la capacità di tenere botta quando ci sono i momenti bassi, capire che da degli errori si può ricostruire qualcosa e poi da lì ripartire e correre. Tu credi quindi che l'errore possa essere un'opportunità? Cioè, L'errore senso... fa parte della vita di un'azienda. Sì, non ma ci anche può di una essere, persona, in ma assolutamente modo. Non ci I può momenti essere bui potrebbero essere la base della luce dopo. assolutamente. È il solito discorso, c'è sempre luce in fondo al tunnel. Esatto. Esatto. Sì, qui è anche più un aspetto di un messaggio generale che è legato che nel momento in cui magari siamo in difficoltà sappiamo che questa difficoltà è là per insegnarci a tirar fuori anche il meglio da parte nostra. Qui mi piace sempre affrontare un tema. Com'è che superi nel momento in cui c'è una crisi, c'è una difficoltà, c'è qualcosa che non va? Hai una tua strategia? Cosa fai nel momento in cui una roba ti fa incazzare o non va come vorresti che Allora, partendo dal andasse? presupposto che ci vuole una base di capacità e un po' di follia, perché se non hai questi due elementi probabilmente non vai da nessuna parte con tutti quanti le buoni impegni che ci puoi mettere, e ci vuole tra le altre cose qualcuno che ti dia una mano a sopportare i momenti di difficoltà, e qui ritorno alla moglie La che rete, sicuramente moglie, io parlo famiglia. esatto, e diciamo che il momento buio è prodromo allo sviluppo nel momento in cui ti fidi in te stesso. Se tu hai fiducia in te stesso, quello che io ho sempre fatto è mettermi dei programmi, degli obiettivi molto più alti di quello che potrebbe essere il normale. Dico sempre, pensa a 100, poi magari arrivi a 50, ma se arrivi a 101 hai fatto un successo della Madonna. E la mia vita è sempre stata questa, sì, da quando ero piccolo. Sembra assurdo, ma sembra una battuta, in realtà è veramente così. Io ho sempre pensato che si va per obiettivi. Ogni giorno devi metterti un obiettivo e devi provare in tutti i modi a raggiungerlo. C'è delle persone che... Anche un po' più sfidante. Sì, molto più sfidante, no, un po', molto più sfidante. E ci sono delle persone che non sono in grado di reggere questa pressione di se stessi. Per me invece è uno stile di vita. Lo amo, amo il mio lavoro e amo mettermi degli obiettivi difficili da raggiungere. Poi le volte che non ci riesco, vabbè, fa parte del gioco, ma le volte che ci riesco, assoccia se si sboccia. Ascolta, tornando un po' alla famiglia, no? Che tu sei nato in una famiglia di imprenditori, eccetera, eccetera. Hai lavorato anche nell'azienda di famiglia? Ho lavorato per 10 anni nell'azienda di famiglia. Allora, mio papà e mia mamma avevano una piccola, era una piccola azienda di prodotti tricodermatologici. Sì, mi ricordo. Eravamo più che altro dei distributori fondamentalmente. Quindi ho fatto il rappresentante. Quindi ti ha aiutato nelle vendite? Sì, allora vi racconto un aneddoto che è bellissimo, mi piace tantissimo. Ero in quinta superiore, ho detto ai miei genitori non voglio più andare a scuola. Mio papà mi ha guardato e ha detto ma ti Simona.
Dopo un po' di discorsi è riuscito a convincermi, però abbiamo trovato un accordo. Facevo l'ultimo anno delle superiori alle serali, cioè la metà anno delle superiori lo facevo alle serali, che è stata una grande fortuna. Ho detto, però voglio andare a lavorare. Il mio sogno era fare quello che faceva mio papà, che ho sempre ammirato. Quindi volevo andare a vendere. Non sapevo vendere, avevo 19 anni, mi fa, va bene, d'accordo, ok, questi sono i prodotti, vai, arrangiati. Mi fa, vai in quella zona, per le aziende sono andato a Mogliano. Ti hai fatto un corso di formazione di 6 pari mesi? A zero. Beh, conoscevo l'azienda, conoscevo i prodotti perché ci vivevo dentro, sì, quindi non è che... Sì. Però diciamo, o sopravvivi esatto, o muori. Mi fa, vai in quella zona a Mogliano, ci sono dei clienti, vai su questo, quello, quell'altro. Sono andato a fare le prime 2 visite, ho fatto 2 ordini. Dopo qualche anno ho scoperto che gli ordini li aveva preparati mio papà. Ma quei 2 ordini mi sono serviti per darmi una carica in me stesso incredibile. Ho capito che ero capace a fare quel lavoro e quindi era giusta la mia via. E dopo sono riuscito a fare degli altri ordini, però i primi 2 me li ha fatti fare mio papà. Un genio. Quindi io vi ho sempre visto, vi vedo come famiglia molto, molto uniti, e questa è una gran cosa. Te la faccio la domanda per onor di cronaca, ma quindi ti hanno sempre aiutato, sono stati importanti per te i tuoi genitori in termini proprio sono stati il mio modello. Ok. Sono stati il mio modello in tutto e per tutto. Amo la mia famiglia più di qualsiasi altra cosa. Sì. Ho sempre visto questa cosa qua, vi ho sempre visto uniti e spesso non avete fatto un cambio generazionale, perché dopo tu hai fatto, cioè com'è stato sta roba di dagli attrico ad aprire le vacanze? Com'è? Allora, io mi sono reso conto il giorno in cui, prima di mollare l'azienda dei miei, ci ho dovuto pensare tantissimo ed è stata una tragedia dentro a me stesso, perché mi sembrava di tradire i miei genitori. Però avevo bisogno di dare me stesso su qualcosa. E in realtà non sono partito subito col mondo del turismo, ma sono partito con altre idee commerciali, con altre aziende in settori completamente diversi. Da lì ho capito, facendo anche dei corsi di formazione, eccetera, eccetera, ho capito che il mio sviluppo era trovare la mia identità da qualche parte. Se dovessi raccontarti come sono entrato nel mondo del turismo ci metteremo 3 podcast, 3 interviste. È stato casualmente? Sì, fondamentalmente è stato casuale. Avevo capito la potenzialità più che altro. Io stavo cercando una potenzialità, non un prodotto. Quindi stavi cercando un mercato che avesse un problema da risolvere. Esattamente. E comunque ribadisco, sì, ho mollato l'azienda dei miei genitori con difficoltà. La cosa bellissima è che dopo che ho mollato l'azienda dei miei genitori, loro l'hanno venduta e mio padre ha lavorato con me per altri 10 anni. Quindi io ho lavorato con lui per 10 anni e lui ha lavorato con me per 10 anni. Tant'è che all'inizio la gente pensava che l'azienda fosse mio padre e invece era la mia. Quindi è stato un cambio generazionale strano, ma comunque le 2 generazioni si sono aiutate e hanno switchato. Sì. Molto bello. Adesso hai figli che stanno lavorando in azienda? Cattivo. Allora, ho 3 figli, una da 18 anni che sta ancora cercando il suo futuro, è l'ultimo anno di... A 18 anni. Esatto. Noi all'età nostra non sappiamo che facciamo domani, dai. 25 mi sono sposato comunque. E avevo già la partita da un pezzo, comunque detto questo. Allora, ho mio figlio medio che... vediamo cosa farà, ma non ha molta voglia di studiare, anzi non è proprio. La figlia grande invece, che è laureata in marketing e comunicazione, sta cercando la sua via nel suo settore. Adesso in questo momento sta collaborando con me, vediamo cosa succederà. Però io dico sempre che ognuno faccia la strada che vuole fare. Se vogliono lavorare con me, benissimo, ma se vogliono trovare la loro strada, che la perseguono. Roby, ascolta, soci mai avuti? Li hai? Ora, in realtà ne ho avuti, ma la quantità di soci migliori in assoluto è dispari, inferiore a 3. Ok, quindi sei di quella scuola là... Fast tut me. Fast tut me. Ma nel momento in cui ci hai provato, qual era la difficoltà principale che avevi? No, in realtà una volta è andata bene. Ah, ok. Una volta è andata bene... Non possiamo dire che tutte le società... No, assolutamente. Una volta è andata bene, anzi, è andata molto bene. Perché ho fatto... ve la racconto, dai. È un po' complicata, ma ve la racconto. Io la prima agenzia viaggi l'ho aperta prendo un'agenzia viaggi in franchising. Ho speso 30 milioni delle vecchie lire. Sono entrato in un piccolo franchising
e dopo pochi mesi ho capito che mi ero preso una tramvata. Da questa tramvata però era uno di quei momenti down, mettiamola così. Da questa tramvata ho capito che cosa potevo trovare all'interno di quella tramvata che potesse essere utile, e ho trovato una cosa positiva. È talmente positiva che era molto redditizia per me ed era costosa per il franchising. Adesso non vi sto a spiegare tutto. E il responsabile di quell'azienda è venuto a me e mi fa: ascolta, mi spieghi come fai a fare sta roba qua? E io dico: sì, dammi 30 milioni e ne parliamo. Più o meno è andata così. Dopo una settimana è arrivato con 30 milioni in contanti, mi fa: ecco i 30 milioni, mi spieghi come si fa? Ok, sì, va bene, facciamo società dove io tengo il 51%, tu il 49%. Ti va bene? Va bene. Al che abbiamo fatto società. Ho sempre considerato che colui il quale sia stato capace di darmi una tramvata a me vuol dire che era bravissimo. E io non avevo l'esperienza che ho adesso. Era talmente bravo che io ho talmente apprezzato la capacità di essere commerciale di questa persona, che ne ho tratto anche insegnamenti, perché effettivamente era molto bravo nella comunicazione, era bravissimo nel dare i numeri, non nel dare i numeri in senso negativo, nel mettere giù i numeri, nel leggere i numeri. E con lui abbiamo portato avananti la prima SRL che abbiamo fatto. Dopodiché lui aveva delle altre aziende, mi ha chiesto di entrare in socio in una delle sue aziende. Gli ho detto: va bene, però mi tengo io tutta l'altra azienda. Insomma, abbiamo fatto una serie di business assieme. Abbiamo imparato assieme un po', sì. E poi dopo adesso sei da solo. Sì, sono da solo. Poi nel contempo, nell'arco di questi anni, avevo aperto delle altre aziende, ma quindi va bene così, siamo a posto. C'è stata un momento in cui, diciamo, hai fatto qualcosa di veramente controcorrente, che tutti ti prendeva per pazzi? Che Quotidianamente. Diciamo che essere indipendente vuol dire anche fare le cose diverse da quello che è la massificazione del mercato. Nel senso per che te è proprio un valore, una forma sì, per me è una forma mentis. Per me l'indipendenza sotto molte declinazioni è oggettivamente fondamentale nella mia vita. Il fatto di cercare di creare dei valori aggiunti in un contesto comune, ma trovando spunti diversi, fa parte del mio DNA. In questo momento, ad esempio, stiamo sviluppando un processo di sviluppo a livello turistico legato al mondo degli NCC, cioè auto con conducente praticamente. Perché? Adesso praticamente verrà rilasciato un decreto, anzi è stato fatto un decreto legge da parte del ministro dei trasporti Salvini, che di fatto è stato fatto per andare a creare problemi agli Uber, ma sta creando problemi anche al mondo degli NCC. Oltre a questo, una sentenza della Corte di Cassazione di Firenze di ottobre in realtà ha dato, mentre da una parte il decreto Salvini va a stringere le maglie di un settore, la Corte di Cassazione le sta allargando. Noi abbiamo studiato tutto quello che era il problema degli NCC, abbiamo studiato le leggi, abbiamo studiato i decreti e la Corte di Cassazione, e abbiamo trovato una soluzione per dare un'opportunità al mondo degli NCC per sviluppare il loro lavoro bypassando o usando le leggi. Ora, noi in Italia purtroppo abbiamo una burocrazia che è pessima, lo sappiamo, penso che nessuno possa dire il contrario di questo. Noi abbiamo due opportunità: o subire le leggi o usare le leggi. O studio bene le leggi. Esatto. E noi invece preferiamo usarle. Bene, quindi se le studi bene riesci anche a trovare delle soluzioni. Quindi, e non tutti hanno questa capacità di mix, match delle cose. Quindi diciamo che di forma mentis l'indipendenza, quindi anche il portarti in territori inesplorati è una roba normale per te. Assolutamente. Ma avevi anche tua moglie, c'è anche qualcuno vicino che dice: sei pazzo, non facciamo sta roba? Ma di solito la maggior parte delle persone dicono: non ci arriverai. Non ci arriverai.
A me piace fargli vedere quando ci sono arrivato. Ok, quindi a sto imprenditore qua non piace nemmeno la sfida. Se tu lo sfidate, se gli dite che non è capace a fare una roba, vedrete Ma che se dopo... ti ricordi, ce lo ricordiamo. esatto, le sfide sono sempre state. Che siamo cresciuti facendo sport. Esatto. Tra l'altro, Atletica. l'atletica. Ormai non si vede, cioè non so a che busto dove arrivi l'immagine, ma l'atletica non si può più fare. Siamo ormai un po' lievitati. Ascolta, hai ovviamente per creare un'azienda non possiamo fare tutto da soli. Chiaro. Quindi hai dei collaboratori. Come li scegli le persone di fiducia? Mi interessa il processo che usi per scegliere le persone di fiducia a fianco a te. Che caratteristiche devono avere? Cosa fai? Allora, mettiamola così, in questo momento sto assumendo. Ok. Quindi dopo magari facciamo avere i riferimenti, lo spieghiamo bene, che magari se qualcuno vede il video. Sto cercando un agente commerciale, scusatemi, un agente di viaggio con esperienza, e sto cercando un commerciale che abbia buone capacità interpersonali. Ok, da mettere nel team interno. Sì, da assumere all'interno dell'azienda. Okay. Allora, la domanda è ben specifica. Allora, lasciamo perdere all'inizio. All'inizio non era semplice, perché quando parti, eccetera, eccetera. Oggi io ho già degli ottimi collaboratori. Stiamo facendo dei colloqui. Io delego in modo assoluto al mio responsabile booking, ad esempio, il fatto di conoscere la persona e di capire quali sono le prerogative. Quindi a lui lascio la parte tecnica. Una volta che lui mi dice questo potrebbe andare bene a livello tecnico, io guardo la parte personale. Okay. E la parte personale deve essere empatica, deve essere una persona che mi prende fondamentalmente. Quindi io uso la parte emotiva, lascio la parte tecnica a chi sa fare il tecnico. Cioè, ad esempio, diciamo che tu valuti più le chiamate soft skill, cioè come uno si sa relazionare, sa comunicare, sa entrare in relazione, sa ascoltare. Che in qualsiasi e campo lo metti o no? Ma di norma Ogni sì, tanto... di norma sì, ma ti dirò, non è che ho tanti dipendenti, quindi la Però, fortuna vuole che in questo momento quelli che abbiamo trovato quindi sono diciamo che bravi. Il messaggio da dare fuori è che mettere molta attenzione anche nelle skill non tecniche, quindi io ti chiamo per fare l'informatico, vabbè, mi dà già presupposto che sul curriculum sia scritto. Non basta la parte tecnica per poter avere un buon... Perfetto. C'è ancora qualcosa che ti fa incazzare dal team? Cioè, che cos'è che vedi che ti dà fastidio? Guarda, ho 57 anni. La fase dell'incazzatura di petto l'ho lasciata alle spalle. Oggi c'è molta più razionalità. Sono diventato... Una volta ero molto irrazionale. Oggi quella parte là l'ho accantonata. Ci sarebbe ancora, ma l'ho accantonata perché mi rendo conto. L'ho educata, sì, decisamente. Ma è l'età che fa l'esperienza, c'è poco da fare, non ci sono altre motivazioni. E ore di volo servono. Le 1000 miglia devi fare. Assolutamente sì. Ok, qual è stata per te in questo progetto, insomma, qual è la sfida più difficile, la cosa più complessa che... Ma in realtà non c'è una sfida più difficile, perché come ti dicevo io lavoro con step e idee di sviluppo molto alte, quindi ogni giorno per me è una sfida, non esiste la sfida più difficile dell'altra, perché mi pongo sempre obiettivi molto alti. Un obiettivo sfidante. Ascolta, tu oggi sei già così bravo, ricco, sfondato? No, a prescindere no. Da poter staccarti dall'azienda, o sei ancora dentro l'azienda? Allora, premesso che, come ti dicevo prima, io amo il mio lavoro e difficilmente posso staccarmi dal mio lavoro. Cioè, io finito qui corro in ufficio perché ho voglia di andare in ufficio, ed è una cosa della quale ritengo di essere molto fortunato, perché a uno che piace il lavoro che fa è tanta roba. Ma in realtà mi sto strutturando per un progetto che ho. Non so quando ancora, anche se in realtà ho dei parametri sulla quale basarmi, ma non te li dico. Sto strutturandomi al fine di poter essere, volendo,
nella possibilità di poter lavorare in teleselling. Quindi Io ho un sogno nella vita, tutte le parti del mondo. esatto, che è quello di svernare al caldo, ma lavorare da dove sono. Beh, io sono riuscito negli ultimi 3 anni a fare questa esperienza, quindi negli ultimi 3 anni faccio un mese, non gliene frega un cazzo a nessuno, però giusto per dire che è stato per me un esperimento, perché mollare il controllo, mollare la presenza, per me è stata una sfida, lo è tuttora. E sono uscito negli ultimi 3 anni a fare un mese dalla Costa del Blanca, o prima dopo dalla Costa del Sol, a fare le video call con loro che si incazzavano perché mi vedevano con il mare di fianco. Ma morale della favola, è stato molto importante per me e per loro, perché Come diceva Frankenstein Junior, si può fare. Si può fare. Quindi oggi che ruolo operativo hai ancora? Beh, Cioè fai ancora la parte tutto. più direzione commerciale, solo direzione generale? Guarda, non sono in grado di poter dire che cosa faccio. Anche molto spesso quando mi dicono ma che lavoro fai? È troppo complicato spiegare che cosa faccio io. Comunque di base il mio ruolo è sovrintendere la maggior parte del tutto, anche se delego moltissimo. O quantomeno delego le parti di cui so che altri sono più bravi di me. Ok. Quindi quando non so che qualcuno è più bravo di me, è giusto hai lasciarlo fiducia fare. Sì, assolutamente. Lo lasci lavorare. Secondo te, noi veneti, perché stiamo parlando del Veneto, poi Potremmo parlare anche in Veneto adesso. Potremmo anche, non c'è mai stato impedito. Noi, la Rosa dei Veneti ha un payoff, ne dice alcuni imprenditori sono uguali, ma no, anzi lo leggo, non tutti gli imprenditori sono uguali, alcuni sono veneti. Quindi che caratteristica abbiamo secondo te noi che può essere, guardiamo, talentuosa oppure anche no? Tu lo sai che stai sfondando una porta aperta, Lo vero? faccio apposta, l'ho messa per questo, stiamo da domanda qua. Allora, vabbè, io ho altri impegni al di là del lavoro che mi appassionano. Okay? Anche, ma adesso non entro prenditi cura del territorio. Sì, insomma. esatto, non entro nel merito. Diciamo che io amo la mia terra, non so se si vede, ma me la sono anche stampata qui. La amo visceralmente, nel senso che io mi sento prima di tutto veneto e poi appartenente al territorio italiano. Okay. Anche se c'è da dire che 3/4 della mia azienda è da Toscana in giù. È tutta in Italia. Esatto. Quindi, mettiamola così, io sono convinto che l'Italia sia il posto, non una nazione, il posto più bello al mondo, perché è la somma di tantissime diversità. E la diversità crea peculiarità, crea unicità, crea storie, soluzioni diverse, anche problemi diversi. Ad ognuno il suo. C'è un detto che dice padroni casa nostra, ma questo è un altro paio di maniche. Io dico che ognuno nel suo ambito ha delle capacità intrinseche particolari. Noi veneti siamo un popolo sicuramente alternativo, molto identitario, anche se purtroppo un po' alla volta questa identità la stiamo un po' perdendo, ma legati al territorio, legati al lavoro, legati allo sviluppo. A noi ci piace lavorare tendenzialmente. È una nostra retaggio culturale. Esatto, insomma. ci piace lavorare. Questo non vuol dire che a altri posti non piaccia lavorare, No, ma no. noi siamo proprio fissati col lavoro. È il primo pensiero del Che sia mattino. famosa storietta del contadino, domani piove, non piove, semeno. Che già era l'alluvione e io semenare che già era il cappello che andava avanti in drio. Ok, però è così, cioè a noi piace e mi ci rivedo moltissimo. Scarpe grosse serveo fini, dice, no? Ho le Timberland, non si dovrebbe fare pubblicità, ma ho le Timberland. Quindi scarpe grosse. Bello. Spero di avere anche il serveo fini. Sì, ma insomma qualcosa hai fatto. Sei soddisfatto tu del progetto che stai portando avanti? Anche se sarai, secondo me, sei un eterno insoddisfatto se vuoi sempre fare progetti più belli. No, io sono soddisfatto del raggiungimento e quindi sono soddisfatto. E poi del passato. Del e futuro, poi sono ancora. prodromo allo sviluppo. Del Quindi non c'è l'insoddisfazione, c'è la lotta allo sviluppo. La lotta allo sviluppo. Bello. Quanto sono importanti i soldi per te? Beh, ti fanno stare bene, ti danno serenità e
è indubbio che avendo una copertura economica puoi lavorare con maggiore tranquillità e la tranquillità ti aiuta, chiaramente. Però ci sono stati dei momenti in cui questi sono mancati anche pesantemente e lì viene fuori il carattere. Se non hai carattere anche qui c'è un problema. Però i soldi sicuramente aiutano. Ribadisco, lungi da me il fatto che io stia esaltando le capacità, il progetto, le riuscite, eccetera, eccetera. Non ti sono supereroi. No, assolutamente. Cioè, io ribadisco, io dico questo perché amo il lavoro, cioè amo lavorare e non è importante se io non ho la Ferrari, non è importante avere la Ferrari sotto il culo. È importante avere soddisfazione da quello che fai. E già questo è ricchezza. Magari qualcuno la trova da mettersi la Ferrari, qualcuno... Mi ho ancora. Preferisco la casa credi fronte mare. Che siano la materializzazione del valore che tu stai apportando? Assolutamente no. È lungi da me pensare a una roba del genere. Lo dico tutti i giorni a mia moglie. No, tutti i giorni no, però lo dico a mia moglie. Guarda, amore, stiamo andando bene. Il conto, però non è quello che mi interessa. Io mi sto divertendo a costruire l'azienda sempre meglio. Il concetto è che le aziende che funzionano, che poi fanno anche la cassa, perché dopo alla fine il risultato te lo vedi se aumenta la cassa, sono quelle che in qualche modo si stanno divertendo e stanno effettivamente dando un servizio, quindi dando valore aggiunto, perché sennò i tuoi affiliati ti mandava a quel paese già da tempo. Guarda, ti racconto una cosa. Anche mi raccontavi che hai un tasso di fidelizzazione degli affiliati. Esatto. Ti dico proprio questo. Allora, io nei contratti di affiliazione ho tolto via il patto di non concorrenza, ho tolto via le penali. Cioè, se uno vuole stare con me, sta con me. Se vuole uscire, esca. Quando c'è qualcuno che prende informazioni sul nostro network per capire se vale la pena affiliarsi o non affiliarsi, io gli dico: guarda, io sono l'oste e io ti posso raccontare quello che dice l'oste. Il mio vino è buono, ok? La cosa migliore da fare è chiedi ai miei commensali com'è il mio vino. Guarda, questo è l'elenco delle mie agenzie, chiamale, chiedigli: ascolta, ho parlato con Agirmo, ma se è vero che va bene, sì, danno buoni servizi, ti riaffilieresti? Ascolta, una volta che ti gassi interiori, se ti vuoi ti mi ricciami, se no niente. C'è un tasso di recall incredibile. Immagino, perché insomma ci sono testimonianze, quindi mi vai a confermare che poi effettivamente il risultato che otteniamo è per quello che abbiamo seminato, perché è quello che abbiamo seminato fuori. Cosa per te? Noi qui siamo in Accademia del Valore, noi qui aiutiamo, io ho 2 brand, una società di consulenza e una scuola di formazione, perché mi sono reso conto che i clienti mi chiamavano per la strategia di marketing e andavo lì a pensare innovazione, a trovare modi nuovi per andare a essere più efficaci sul mercato, ma poi mi trovavo che avevo a che fare con le persone, quindi io potevo anche avere inventato, se mettessi anche che avessi avuto il culo di inventare l'idea perfetta e il culo di avere il budget infinito, se comunque non ho le persone che me lo portano avanti, fallisco. E quindi da subito mi sono appassionato, quindi siamo state una delle prime agenzie di marketing che io montavo in macchina con i venditori e andavano a vedere come vendevano, e poi mi sono appassionato alla formazione, l'ho fatta per me, mi sono certificato coach e a un certo punto, quindi oggi noi aiutiamo le aziende sia sul marketing interno, quindi a farle crescere, che sul marketing esterno. E quanto per te è importante la crescita, la formazione delle persone? Quanto investi su questo aspetto? Quanto investi anche su di te? Allora, è indispensabile lavorare sulle persone. C'è anche a dire che se farina da fare ostie ti fa ostie, sono che se farina. Esatto. Però se c'è una base sulla quale poter lavorare, prima di tutto si lavora sulla persona e sulla testa della persona. Una volta che quella persona ha capito le potenzialità che può avere, che magari sono inespresse, allora ecco che stai sviluppando l'azienda, sviluppare la persona vuol dire sviluppare l'azienda. Ma come tuo padre ha fatto un agguato a te e ti ha mandato a fare degli ordini che erano già preparati, tu hai fatto qualche agguato, cioè gli hai dato qualche sfida che sapevi che potevano vincere, cioè lavori per farli crescere? Allora, io cerco di mettere nelle condizioni le persone con le quali collaboro di poter esprimere il massimo delle loro potenzialità.
Se vedo che la persona ha bisogno di libertà, gli lascio libertà. Se ha bisogno di direzione, cerco di dargli la direzione. Poi chiaramente non sono infallibile, lungi da me, ma ci provo. Questo è il concetto. Però ribadisco quello che ho detto prima, l'essenziale è lavorare sulla persona. Io da poco ho portato in azienda un direttore commerciale legato al mondo del franchising. È una persona che in realtà conosco da una vita, ha lavorato già per me, con me, non per me, con me, perché aveva aperto un'agenzia viaggi. Dopodiché ha fatto un suo percorso di formazione in ambito marketing e l'ho ripreso in azienda. Sapevo che i primi 2 mesi sarebbero stati difficili per lui, perché rientrava in un mondo turistico da una porta diversa dalla quale era entrato la prima volta. L'ho messo nella condizione di poter aspettare il momento di vedere i primi risultati, e questo ha premiato. Tant'è che oggi anche lui mi penso di poter dire che lavori in sinergia con me con lo stesso livello mentale mio, nel senso che guarda gli obiettivi ed è felice del raggiungimento di un singolo obiettivo, indipendentemente dal valore economico. È facile lavorare con te? Non lo so. Okay, dovrei chiederlo agli altri. Dovremmo chiederglielo agli altri. Vi siete fatti credo di essere però abbastanza elastico. Ok. Ma anche molto determinato. Sì, infatti tu comunque l'idea tua gliela vendi, insomma cerchi ed è un po' difficile persuaderti che non sia, se ce l'hai chiara è difficile. Magari dopo per sfinimento qualcuno come tua moglie è stata brava su certi aspetti. Va bene. Tu dicevi che quindi lavori tantissimo, quindi quante ore lavori? O comunque però hai i tuoi momenti di ricarica? Assolutamente sì, ho i miei hobby. Dai, questo devi dire i tuoi hobby. Allora, a parte il territorio, la politica, insomma. Allora, la politica è sicuramente più che un hobby, ma per certi versi sì, è un diversivo, ma è una passione identitaria, quindi è una passione più che un hobby. Sì. Come hobby gioco a backgammon, quindi comunque un gioco di ragionamento, diciamo, anche se c'è un po' di culo in mezzo. Gioco a Texas, per chi non lo sa è poker ma sportivo. E poi la mia passione più grande è una passione che coltivo da quando avevo 10 anni. E da quando avevo 10 anni sto continuando a perseverare in modo indefesso a portarla avanti. Gioco a Subbuteo. Mi ricordo. Ti ricordi che giocavo a Subbuteo? Continuo a giocare. Giocavi anche a livelli importanti. Una volta sì, adesso invece è puro divertimento. Non ho il... Allora, ci sarebbe da andare a fare i tornei, eccetera, eccetera. Ma se voglio mantenere un rapporto equilibrato con mia moglie, se ben calmanco quello lo faccio. Se no nei weekend sono anche a fare i tornei, no. In ultimo sono grande tifoso del Venezia. Ok, quindi partecipi. Quindi per quanto riguarda il tuo equilibrio tra vita privata e lavoro sei soddisfatto? Insomma. Sì. Ok, benissimo. Siamo alle battute finali. Hai dei libri che sono stati importanti per te, che ti hanno aiutato, o che anche regali, che nel senso che sono stati dei spartiacque, quindi ogni tanto qualche libro ha questo potere? Quando succederà, perché prima o poi succederà che tu entrerai nel mio ufficio, ti renderai conto. No, adesso vengo a trovarti. Allora, io non so più dove metterli. Tra casa e ufficio ho una libreria abbastanza importante di tutto ciò che riguarda Venezia, Veneto, Serenissima, Dogi, tutto ciò che riguarda casa, mettiamola così, fa parte anche questo del mio DNA. Lo sento fortemente. Le collezioni o anche li studi? No, me li leggo sicuramente, e poi mi piace tenerli. Proprio il libro diventa un oggetto prezioso. Sì, prezioso. Mi piace proprio. Difficilmente compro un libro con la copertina edizione. No, il libro è bello. Il libro non è soltanto bello leggerlo, ma è bello anche il libro come oggetto. Poi per quanto riguarda libri in senso più generale, io sono un appassionato sfegatato di fantascienza.
anche perché in realtà la fantascienza, quella che leggo in modo particolare, è una fantascienza degli anni 60, 70, molto Isaac predittiva. Asimov. Beh, diciamo che il futuro raccontato in molti libri anni 60-70 in realtà è l'attualità di alloggi, quindi delle volte la precognizione di certi libri insomma, è molto molto legata al territorio. Ieri sera ero ad una formazione a Milano sull'intelligenza artificiale e vabbè, troppo lungo da spiegare, ma ci sarebbe da raccontare anche di questo. E che per te oggi l'intelligenza artificiale è una cosa che ti spaventa o è una cosa che comunque capisci che c'è un'opportunità come imprenditore? Allora, l'intelligenza artificiale è indubbiamente un'opportunità come imprenditore. Il problema è che l'uomo, in qualità di uomo, non saprà gestirla. Quindi probabilmente diventerà un problema nel futuro. Ok, questo è il tuo punto di vista. Certo, benissimo. è il mio punto di vista. È chiaro che è il motivo per questo. Faccio un giochino e dopo ti faccio 2 domande sul futuro. Siamo quasi alla fine. Questo giochino si chiama sottovalutato e sopravvalutato. Quindi io ti chiederò, esempio, è il marketing a livello aziendale, è una cosa sottovalutata o sopravvalutata? Ricordati che stai parlando a una platea di imprenditori, quindi È essenziale. È essenziale, quindi è sottovalutato a tuo avviso ancora? Diciamo che dipende dall'azienda, ci sono aziende che lo sottovalutano e sbagliano, delle aziende invece che lo usano, poi bisogna saperlo usare bene. Ok, e riconosci il fatto che spesso ancora ci sia ignoranza su che cos'è effettivamente il marketing, che magari sia sì, ancora legato... qualcuno pensa che il marketing sia una pubblicità su un solo giornale. la pubblicità sul giornale. Esatto. Ok, perfetto, benissimo. E la parte di formazione è sottovalutata o sopravvalutata? Dagli imprenditori che conosci tu oggi, vedi che c'è un'attenzione a far crescere le risorse, a crescere? Guarda, io questo mese, allora, settimana prossima inizia un corso di formazione in azienda da me, ci saranno 5 nuove agenzie di formazione, a gennaio ho altri 2 corsi di formazione, uno che dura una settimana, un altro che dura una settimana. La formazione è essenziale ed è prodroma alla capacità di sviluppo di un'azienda. Se non c'è formazione, rimani fisso dove sei. Sì, ma per il semplice motivo che noi diciamo che è legato al fatto che la conoscenza ti dà il potere di poter poi agire a un livello che tu, se non hai la conoscenza, non puoi agire. Assolutamente. E una delle cose che noi parliamo ad imprenditori, perché di fatto anche tu parli a un platea di imprenditori, perché hai nella rete imprenditori, sì. E la conoscenza ti permette di pensare meglio, di pensare più velocemente, di risolvere problemi più complessi, che i problemi più complessi sono spesso fattura, nel senso che se siamo bravi a risolvere un problema complesso, il mercato ne paga. Problem solving. Esatto. Effettivamente. Allora, ribadisco, il concetto è molto semplice. La formazione non deve essere però monotematica, deve essere a 360 gradi. Verso la persona. La formazione non può essere soltanto sul tuo specifico. Quello sì è essenziale, ma uno deve cercare formazione anche al di fuori dal lavoro, perché la formazione generale ti aiuta nello sviluppo complessivo. Ok, siamo arrivati praticamente quasi a un'ora del podcast. Promosso? Sì, beh, okay, certo, assolutamente. Se vi è piaciuto, come sapete cosa fare, dovete mettere like, condividere e soprattutto iscrivervi al canale, perché io ti vedo che non sei ancora iscritto al canale, quindi iscriviti al canale e segnalaci sotto anche altre storie da raccontare. Progetti per il futuro, Roberto, nei prossimi 4-5 anni, 10 anni, allora te vai in pensione o te morirà sulla tastiera del computer, però in paesi caldi? Guarda, so che adesso se può toccare parte intima in questo momento. È metallo questo, è metallo. Guarda, io so già come morirò, quindi perché me lo sono sognato. Bene. Okay. Però non ve lo racconto. No, però sono fronte al mare, che sto lavorando. Però va bene così. No, quindi diciamo che tendenzialmente no, io pensione la vedo molto dura. A me piace il mio lavoro, credo e spero di poter riuscire a lavorare più a lungo possibile, ma ribadisco, non tanto per lo sviluppo economico quanto perché c'è la passione del lavoro. Sì, è un modo per esprimerti, ti esprime, ti fa stare bene, esatto. E quindi di fatto perché privarcene. Poi esatto.
Qualcuno mi pensa che siamo matti. La pensione esatto. non ti arriverà, ti tocca lavorare e quindi ti tocca lavorare lo stesso. Esatto. Va bene. Progetti futuri del gruppo Infovacanze? Guarda, ne ho due molto molto che prossimi. puoi dire naturalmente, che puoi Sì, spoilerare. allora, nell'arco di brevissimo verrà lanciata una nostra nuova app dedicata al mondo del travel bus. Ok. È un'app concettualizzata da zero, che risponde a delle esigenze del mondo del travel bus. Spiegarla qui sarebbe troppo complicato. Sono convinto che se riuscirò, perché è uno di quegli obiettivi, Vabbè, è una sfida, se certo. riuscirò, diciamo che potrà trasformare molto tutto il mondo del travel bus. E Ok. questa è una. Teoricamente dovrebbero consegnarmela entro fine anno, quindi questione di giorni. Dopodiché ci sarà un periodo di prova dell'app per vedere dove sono i bug, perché sicuramente ve ne saranno. E dopodiché la lancerò sul mercato. Credo di presentarla a maggio, perché a maggio tendenzialmente farò la convention di network e quindi la presenterò in quell'occasione. Tornando al sottovalutato e sopravvalutato, la parte di innovazione, quanto è importante per te? Lo dico a uno che è cintura nera delle idee, ma però il concetto anche di dire, adesso sta app mi ha fatto venire in mente il fatto dell'informatica, della digitalizzazione. Cosa hai fatto, cosa stai facendo su questo fronte? Lo sviluppo è molto, ad esempio, sempre entro fine anno lo presenteremo, ma questa la presenteremo online. Prima stiamo innovando il nostro CRM. Ok. Abbiamo una software house interna e quindi quello per noi è fondamentale, perché aiuterà ulteriormente le agenzie a tutto quello quindi che è un è la parte... prodotto vostro, una piattaforma che avete creato Sì, voi? sì, è lo sviluppo di una nostra piattaforma che stiamo usando da anni, che adesso abbiamo innovata. Ok. Questo proprio per dare Quindi hai maggiori... investito un sacco di soldi in informatica. Esattamente. Ma l'informatica ormai c'è poco da fare, non ci sono alternative. Non c'è a che fare con Anche il discorso dell'AI. Cioè, la cosa bella sarebbe riuscire a cavalcare questa opportunità sapendola gestire. Prima o poi, come dicevo prima, ci disarcionerà. Però no, che c'è alternative. Certo. O così o così. Ti ho interrotto prima, quindi non so se c'erano altri progetti che Però volevi dire. l'altro in realtà è quello che stiamo già portando, ma è un progetto in itinere, nel senso che è proprio quello dello sviluppo di opportunità per il mondo degli NCC, che è più o meno quello che ti accennavo prima, ma è partito da 20 giorni, Ok. ma in 20 giorni sta già dando ottimi risultati. Super. Allora, a un giovane imprenditore, a un giovane te Roberto, Cioè, a un noi, giovane a te, noi, a un a giovane noi. noi, che parte con la sua impresa. Se dovessi dire a un ragazzo che a 20 anni decide con la sua sfida, che messaggio daresti? Che lezione hai imparato che vorresti sintetizzare? Se no stiamo un'altra ora. Te la sintetizzo con i due motti che ci contraddistinguono. Le ripeto. Allora, uno è memento audere, ricordati di osare sempre, e quindi dai tutto a te stesso per degli obiettivi che vuoi raggiungere, però ricordati che essere assieme a delle persone ti aiuterà. Ed è quella la filosofia del nostro gruppo. Quindi quando mi telefona qualcuno e sento voci giovani dalla parte opposta del telefono che vuole provare a fare impresa, innanzitutto quasi mi commuovo ogni volta, perché mi ci vedo. Io so cosa ho sbagliato e ne ho fatti tanti di sbagli, e spero di riuscire a dare a questi ragazzi la soluzione per bypassare gli sbagli che ho fatto io. Per sbagliare di meno. Roberto, grazie. A voi. È stato molto bella la storia, è molto bello diciamo l'iter di sviluppo che hai messo. Ne ero certo, anche perché insomma ti conosco da dietro le quinte, come si dice, anche da foto compromettenti, da momenti compromettenti. Ti ringrazio ancora. Voi sapete cosa fare, segnalateci qui sotto, metto tutti i riferimenti di Roberto, anche delle posizioni che sta cercando, che così magari cliccando nel link della tua azienda possono... Ma in LinkedIn trovano tutto. Esatto, trovano tutto quanto. E noi ci vediamo al prossimo podcast. Bye. Viva San Marco.